Buonasera a tutti, grazie per essere qui con noi. Tra l'altro dietro le nostre spalle c'è il prossimo manifesto dell'8ª edizione di Croniche, il Festival del Romanzo Storico. Io vi presento subito gli ospiti per questo incontro. Parto con Paola Ranzato, assessora alla cultura del Comune di Piove di Sacco. Grazie. Davide Gianella, il sindaco del Comune di Piove di Sacco. E Matteo Strucco, il direttore artistico del festival. Allora, la cosa bellissima di questo festival, che esiste da 8 edizioni e che è anche organizzato dall'associazione Sugar Pulp, che io rappresento in veste di vicepresidente, è che nella provincia di Padova, Piove di Sacco, hanno creduto Paola e Davide a questo festival che è dedicato alla storia, al romanzo storico. Vi ricordo che ADN Cronos l'ha definito in questo modo: il primo festival italiano di caratura internazionale dedicato al genere letterario più amato dai lettori italiani. E su questo vorrei che aprisse Davide, perché magari ci può raccontare intanto questa anche coraggio, no? Nell'aver in qualche modo creduto in un festival che fosse internazionale ma che rappresentasse la provincia, quindi che unisce territorio e appunto questo genere storico che è così amato dai lettori. Grazie, buongiorno a tutti. È stata una scommessa e arrivare all'8ª edizione vuol dire che questa scommessa continua ad essere vinta di edizione in edizione. Io sono convinto che sempre più oggi, per non estinguersi, bisogna distinguersi. Non è facile confezionare un prodotto culturale di qualità che non solo formi nuovi cittadini, ma soprattutto crei e getti quei semi che poi sono i semi su cui si lavora e su cui si intende investire quando si va a mettere in piedi delle manifestazioni così importanti. Vuol dire crederci principalmente economicamente, ma non solo. Vuol dire creare una rete. Questa rete è stata creata con l'associazione Sugar Pulp, con Matteo che è qui presente, con tutto il gruppo e con tutti i ragazzi che la animano, perché io sono convinto che oggi, ancor di più rispetto a quando siamo partiti, l'arte è un qualcosa di assolutamente necessario. La cultura, che qualcuno magari confonde con politica, anche visto il periodo storico particolare, è in verità poetica. Abbiamo bisogno di quel cemento sociale che ci aiuti a ripartire. Non è solo un far girare l'economia, un far girare le idee, ma è un cemento sociale necessario se vogliamo ripartire e rifondare una rete sociale che è anche una rete culturale, perché vanno di pari passo i due concetti in questa epoca così complessa, ma che comunque presenta dei risvolti assolutamente interessanti. È nata 8 anni fa con una scommessa un po' bizzarra, è nata su un settore dove molti altri prima non avevano creduto, e parlo anche di grandi città. Noi ci abbiamo creduto fermamente e credo, insomma, a ragion veduta, grazie anche agli sponsor che continuano a credere in noi, agli sponsor istituzionali, dalla Regione del Veneto al governo, che questa scommessa ad oggi nei fatti è stata vinta. Verissimo, tra l'altro, insomma, bella questa tua rappresentazione, e poi l'importanza che tu sottolinei rispetto alla cultura, perché spesso, insomma, poi ci si finisce sempre con sottolineare l'importanza del turismo, ma invece fare eventi culturali in cui credere davvero è una cosa, insomma, che voi rappresentate così bene, visto che poi nel momento dell'edizione, quando poi avvengono tutti questi incontri, siete sempre presenti. Lo dico perché questa è una caratteristica un po' rara, spesso la politica poi non c'è quando avvengono poi anche gli eventi a cui che finanziano e a cui partecipano, ma invece Paola, tra l'altro come assessore della cultura, devo dire che rappresenta qualcosa di totalmente diverso, è sempre con noi dietro le quinte nel corso di tutti gli incontri, e in questi 8 anni ci sono stati dei nomi davvero super mega interessanti, devo dire, in questo programma, da Paolo Mieli a Connie Ingulden, Alex Connor, Valerio Massimo Manfredi, Melania Mazzucco, Antonio Scurati, Franco Cardini, Andrea Pennacchi,
di Carla Maria Russo, Barbara Frale, Aldo Cazzullo nell'ultima edizione. Ecco, volevo chiedere a Paola, che invece ci segue con questa passione, questo impeto, proprio che cosa significa. Lei lo fa già tra l'altro nel teatro con Scene di Paglia, ma essere così dentro una manifestazione e vedere quanto poi di questo territorio si portano a casa gli ospiti, anche gli ospiti internazionali. Sì, buonasera a tutti. Guarda, la domanda che mi hai fatto trovo anche una certa difficoltà a rispondere, ma perché sono presente, perché ci sono, perché non potrei non pensare di non esserci, cioè è fondamentale seguire le proprie creature dall'inizio, dalla genesi, e ricordo ancora tra l'altro il momento in cui in una sede del comune ci eravamo seduti ed è venuto fuori anche il nome Croniche del festival, ed è nato un po', come è stato detto poco fa, come un'idea che sembrava un po' bizzarra. Abbiamo detto ci proviamo, ci scommettiamo, ci eravamo conosciuti noi come comune e con l'associazione un anno prima con un'attività di sperimentale, sempre parlando di Libia Teatro. Abbiamo detto andiamo avanti, osiamo di più, e Croniche è stata una scommessa vinta. Hai citato prima Paolo Mieli, e Paolo Mieli ha detto una bella frase quando è stato da noi, mi pare il secondo anno di Croniche, ha detto complimenti, cioè i complimenti di routine, però ha fatto anche una riflessione importante, perché provare a fare un'iniziativa culturale di qualità non è una cosa facile, è un investimento importante, un investimento sia economico ma anche di tutta una struttura, di un pensiero, di idee. Il primo anno è sempre facile perché si prova, quello che è più difficile, quello che dimostra che ci sono delle basi importanti, e poi proseguire, andare dal secondo anno in poi, e direi che la scommessa è stata più che vinta, perché siamo qui per presentare l'8º anno e abbiamo attraversato anche 2 anni di Covid, e siamo riusciti fortunatamente a mantenere Croniche nonostante le difficoltà vivo anche in quei 2 anni lì, con appuntamenti tra l'altro importanti. Si devono seguire le cose che si fanno, proprio perché così trovano le fondamenta forti di crescere e diventare importanti. La parte politica ha anche un dovere da questo punto di vista. Non siamo dei sostenitori, dei finanziatori o comunque quelli che ci mettono il logo comune di Piove di Sacco in questo caso, ma dobbiamo essere parte attiva, e in questo io mi sono sempre sentita di doverlo essere, così con Croniche, così come citava prima Silvia, Scene di Paglia, che è un altro festival importante a livello regionale e nazionale di teatro, così in tutte le attività che portiamo avanti con convinzione. Come ha detto prima il sindaco, la cultura deve essere fortemente promossa, ma soprattutto si deve puntare sempre in alto, puntare su qualità alta, perché ad andare giù si fa sempre in tempo. La proposta alta deve esserci e si deve far crescere così i territori. La questione sociale è molto legata tra l'altro a quanto si riesce a far permeare le proposte, le attività, le suggestioni culturali sui territori. Dove si lavora molto sulle attività culturali si fa crescere anche lo strato sociale delle cittadinanze, dei territori. È molto importante se lavorano in sinergia. Verissimo, tra l'altro una cosa che io posso sottolineare è che al di là del fatto che all'interno del programma ci sono anche dei grandi nomi, insomma li abbiamo anche detti, Paolo Mieli, Aldo Cazzullo, Melania Mazzucco, in realtà la cosa bellissima che si crea tutti gli anni, una sorta di magia, è che poi il pubblico viene a prescindere, perché ormai c'è Croniche, e questa è una cosa bellissima, è andare proprio al di là anche del nome, che sicuramente può attirare persone, ma proprio perché evidentemente quel tessuto sociale su cui voi lavorate tutti i giorni ha risposto, e noi la vediamo questa risposta perché da 8 anni c'è oramai una sorta di appuntamento fisso, e insomma si prenotano gli eventi al di là proprio del nome che ci potrà essere. Ma per arrivare invece ai nomi proprio invece di questa 8ª edizione, chiedo al direttore artistico Matteo Strucur, che è anche insomma un autore bestseller e che ha deciso proprio con Davide di affrontare questa scommessa 8 anni fa, il programma di quest'anno, di questo 2022, che apre in maniera molto particolare e chiude, devo dire, in maniera molto particolare.
Grazie, è sempre bello essere qui allo Spazio della Regione del Veneto, alla Mostra del Cinema. Grazie naturalmente al Sindaco, all'assessore che hanno creduto nel nostro lavoro in modo incosciente, ma anche insomma con qualche garanzia, visto che poi ci siamo fatti onore. Ma quest'anno diciamo abbiamo sicuramente una prima serata il 6 di ottobre al Teatro Filarmonico di Pieve di Sacco con Red Canzian. La scelta cade sul fatto che parleremo insieme a lui del musical, opera teatrale musicale tratta da un mio romanzo dedicato a Casanova che partirà poi da Bolzano e farà 60 date in tutti i più importanti teatri italiani, ne ha già fatte 30 quest'inverno, insomma l'inverno scorso, e quindi come dire lavoreremo insieme sul territorio e su un personaggio, ecco, come Casanova e come Venezia, evidentemente, che è fortemente rappresentativo nella mia e a questo punto nella sua produzione per quanto riguarda evidentemente il musical. Poi avremo Ilaria Tuti che venerdì 7 ottobre che ha scritto questo romanzo molto bello, Come vento cucito alla terra, legato alle prime due donne che, come dire, fondano questo ospedale militare nella Francia di inizio Novecento. Anche questa è una storia struggente. Poi ci sarà una serata dedicata invece, come dire, al recente documentario che per la verità deve ancora debuttare al cinema, peraltro sostenuto proprio dalla Veneto Film Commission, dedicato a Giotto e agli affreschi del Trecento. Avremo ovviamente Francesco Invernizzi con noi, regista e produttore del documentario, e poi invece Antonio Caprarica con il suo ultimo romanzo di una produzione che insomma si concentra, evidentemente lo conoscete, insomma, sui reali d'Inghilterra, con tutta una serie poi di altri eventi, diciamo magari meno importanti ma ugualmente importanti. Penso alla presentazione di Alessandro Barbaglia con la storia di Bobby Fischer e la grande sfida a scacchi contro, insomma, i campioni russi, a un musical, sì, buonanotte, a un reading importante dedicato a Ezzerino, invece, e questo a testimoniare secondo me l'importanza, interpretato da Vittorio Attene e poi naturalmente con la scrittura di Silvia Gorgi. Questo per dire quanto poi è importante. No, sto delirando, era no, è lo spettacolo dedicato alle donne di Padova, scritto da Silvia Gorgi, interpretato da Cristina Maffia, però cambia poco in realtà, perché nel senso che il rapporto tra, come dire, storia del territorio, ecco, e elementi invece internazionali sono quelli che caratterizzano il festival, e quindi anche questa come le edizioni precedenti. Questo perché per noi la cultura è cemento sociale, come diceva giustamente Davide, ma è anche, come dire, è storia, è arte, è memoria, è identità culturale di un territorio che per una volta, come dire, accoglie anche delle suggestioni evidentemente internazionali, perché non teme, anzi ricerca il confronto, però d'altra parte non vuole nemmeno essere semplicemente colonia per gli altri. Cioè io credo che una manifestazione debba essere anche un momento in cui il territorio, in questo caso Veneto, sia protagonista con le proprie eccellenze e anche con la propria visione, perché se un'amministrazione sposa il primo, il che è abbastanza bizzarro, Festival del romanzo storico in Italia a vocazione internazionale, ricordo che avevamo un autore secondario come Alessandro Manzoni, e sono ironico evidentemente che il romanzo storico l'ha inventato insieme a Walter Scott. Ecco, il fatto che esista un festival del romanzo storico è un po' folle, buon per noi, però questo la dice lunga, secondo me, sulla capacità di visione che ha avuto questa amministrazione. Non credo, cioè credo che sia
un valore credere nelle proprie radici e soprattutto in quello che è il proprio petrolio, che è la cultura. Questo in Italia non è sempre chiaro, la cultura sembra sempre un oggetto non identificato, invece secondo me è alla base dell'animo dell'uomo. Se poi vogliamo vivere come delle bestie, allora vabbè, la evitiamo, però non credo sia questa la soluzione per il futuro, nemmeno lo è stato per il passato, beh, insomma cerchiamo di migliorare, ecco. E a proposito invece degli intrecci con il territorio che nascono proprio quando si apre un festival, volevo che Paola ci ricordasse anche le collaborazioni che sono nate nel corso degli anni legate a Croniche con con l'Avis, o piuttosto anche questi incontri legati ai ragazzi delle scuole superiori, delle scuole medie, che sono sempre degli incontri bellissimi, no? Dove possiamo in qualche modo davvero rapportarci con le nuove generazioni e trasmettere la memoria e la storia attraverso dei grandi autori e con un certo coinvolgimento. Sì, effettivamente il festival in questi anni crescendo si è ramificato, nel senso che ha creato degli intrecci, ha messo radici anche in altre strutture culturali del territorio. La scuola prima di tutto, infatti sono fondamentali gli incontri che facciamo durante il periodo del festival con le scuole, che aspettano tra l'altro ormai con cadenza le proposte che facciamo. Abbiamo avuto modo in questi anni di far incontrare autori importanti con il polo scolastico. Noi abbiamo un polo scolastico importante con licei e istituti superiori di vari indirizzi, abbiamo anche gli istituti comprensivi e abbiamo modulato sempre gli incontri anche a seconda del target e del pubblico. Abbiamo lavorato tantissimo anche da un punto di vista di promozione sociale, appunto, anche con l'Avis del territorio, che è sempre partner, come lo è anche quest'anno, del festival, e all'interno del festival stesso viene promossa la donazione, che sembra una questione un po' così banale da dire, ma il festival diventa strumento efficace di comunicazione, anche perché si ha a disposizione nell'immediato un pubblico importante a livello di numeri. E poi collaboriamo anche con associazioni di promozione storica del territorio. Abbiamo spesso fatto anche delle rievocazioni storiche, ricordando la storia del passato di Piove di Sacco, comunque del Veneto, in costume. Si è visto spesso sfilare per le strade della città Medioevo, Rinascimento, falconieri, guerrieri. Abbiamo avuto un po' di tutto a Piove di Sacco, quindi il festival è qualcosa che coinvolge il territorio a 360 gradi. Parliamo di cultura, ma parliamo anche di un'attività, perché il famoso discorso con la cultura non si mangia, no, non è vero. La cultura è cibo sì della mente, dello spirito, di tutto, ma anche materialmente serve per promuovere fortemente un territorio. Nel periodo del festival si riempiono gli hotel, si riempiono i bed and breakfast, vengono conosciuti gli posti notevoli del territorio. Usiamo spesso anche spazi inconsueti come il Museo Paradiso, penso, siamo circondati da Tele del Tiepolo e di altro, dove si presentano libri e si conoscono anche spazi diversi di cultura. Quindi c'è questa sinergia di lavoro con le istituzioni scolastiche, le associazioni del territorio, ma anche di promozione del territorio, quindi anche un indotto economico che non è da poco, proprio per sostenere anche da un altro punto di vista quello che è Piove di Sacco e la Saccisica dove si inserisce Piove. Verissimo. Invece volevo chiedere a Davide, visto che il comune, e tra l'altro devo dire che Davide e Paola sono dei grandissimi lettori, ma spesso il comune di Piove di Sacco è presente in tutta una serie di iniziative legate alla lettura, cioè l'importanza della lettura ovviamente per un festival come questo, che in qualche modo è proprio incentrato, no, sul fatto di raccontare romanzi, saggi, e quindi in qualche modo rendere partecipe anche i giovani rispetto a questo tipo di tema. Come si rapporta il comune di Piave di Sacco, quanto spinge su questo tema e quanto è presente, e anche magari un suo ricordo particolare fra gli 8 anni del festival. Io me lo ricordo ovviamente sul palco con Mauro Corona a condividere un bicchiere di vino, per dire, però magari insomma lui ci può raccontare qualche cosa che gli è rimasta nel cuore.
Piove di Sacco ha avuto il riconoscimento, ormai sono 8 anni che lo mantiene, di città che legge. È stata riconosciuta città veneta della cultura e al di là dei riconoscimenti, il libro, così come una canzone, cioè la produzione artistica è la produzione artistica parla a chiunque, non ha età. I nostri incontri, al di là di quando diamo dei target, siamo costantemente disattesi, perché se si pensa di mettere in piedi l'evento per i giovani, partecipano anche i giovani, chi era giovane negli anni 70, perché è interessato. E questo, secondo me, è uno dei segreti del festival, perché parla a più generazioni, le mette insieme, le mette in relazione, le mette in sinergia. D'altronde, sì, quante manifestazioni ci sono di presentazione di un libro? Questo festival non è solo presentazione di un libro, perché c'è molto di più all'interno, perché si entra nelle scuole, si lavora in spazi che non sono quelli consueti. D'altronde lo cantava più che lo diceva, lo ha scritto Francesco Guccini, che negli angoli del mondo cerchi casa, ma nei libri e nei poeti cerchi te stesso. Questa è una citazione che quindi ciascuno di noi ha il suo libro del cuore. I momenti che mi hanno colpito del festival non sono uno solo, sono state il prima, il dopo, il durante, la cena con l'autore, la serata protratta a parlare delle piramidi di Giza con Giacobbo, cioè qualcosa che va molto fuori a serata dove con Paolo Mieli o con Cazzullo o con Alan Friedman ci siamo fermati a fare delle riflessioni meno semiserie, un po' più sulla cronaca, sull'attualità. La lettura è un qualcosa che ha caratterizzato, spingiamo molto sulla lettura dei bambini, sulla creazione di spazi di lettura di bambini, anche sulla creazione di spazi di vita sociale all'interno del luogo di cultura. Quindi ecco gli spazi dei giovani. Se voi frequentate il nostro centro culturale, oggi è centro di raccolta di un territorio di circa 100.000 abitanti, un luogo sano dove ci si trova, si fuma la sigaretta, si beve una bibita, si studia, si parla, si mangia e ci sono spazi anche esterni. Si legge un giornale. Io credo che i giovani oggi, che sono sempre, si parla di giovani sempre solo come disagio giovanile, lo diceva Plutarco ancora 2000 anni fa, anche lui era uno storico, quindi così non esco dal seminato. E i giovani non sono mica vasi da riempire, sono da incendiare, e più si dà più si riceve, e quindi il nostro compito è quello di dare degli stimoli. Anche il ruolo degli amministratori, poi questa è l'ultima citazione giuro che faccio, ma Giorgio La Pira dice: il sindaco è quello che deve cambiare la lampadina e programmare il futuro. Ecco, questo è il nostro, si cerca di provare a guardare in avanti e di avere un respiro su quello che può essere necessario, e non è solo la lampadina, serve anche quella, per carità, ma su quello che può essere necessario affinché ci possa essere una continuazione di costruzione del domani, perché questo paese ha la sua ricchezza, il suo petrolio maggiore nella cultura. Venendo qui in vaporetto, insomma, credo che, o col ferribotto, credo si commenti da solo anche il luogo in cui siamo, una mostra del cinema unica nel mondo, che è fondata su una grande foresta di legno e quindi sulle nostre tradizioni in mezzo alla laguna. Tra l'altro sì, mostra internazionale d'arte cinematografica, l'unica al mondo con insomma questo titolo. E volevo chiedere come ultima battuta invece a Matteo, proprio per questo coinvolgimento anche con il territorio, visto che nel corso degli anni gli artisti internazionali e gli autori sono stati spesso anche portati in giro a conoscere, magari non so, la biblioteca della Basilica del Santo piuttosto che sotto il Salone, quindi sono andati proprio a vedere le radici di questo territorio e si sono portati a casa un po' di cose, e le sorprese sono state tante. Com'è stato anche inserire questo tipo di percorso all'interno di un festival come Croniche?
Allora è stato molto bello e anche naturale, perché poi, come dicevamo prima, è uno scambio tra il territorio e chi arriva da lontano e viene a conoscerlo, che poi è il principio che sta alla base della cultura come momento promozionale del turismo, in un rapporto direi anche reciproco, ecco. Sicuramente ho dei ricordi molto belli, cito per esempio Oliver Pötsch, l'autore della serie La figlia del boia pubblicata nella Pozza, che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. Lui è un autore bavarese, tedesco, e mi ricordo che eravamo sotto il salone a Padova e lui era terrorizzato dalla straica di cavallo, perché diceva che il cavallo non l'ha mai mangiato, e quindi l'idea di mangiare il cavallo gli ricordava il cannibalismo. Poi ne ha mangiata una e ne ha subito ordinata un'altra, ed è immediatamente passato, insomma, dalla parte dei mangiatori di carne di cavallo. Questa è stata una cosa che mi ha molto colpito. Lui, tra l'altro, che ha questi romanzi sanguinari, per cui insomma trovavo anche questa sua riflessione un po' bizzarra, nel senso che dico: ma come sei lì che non hai stermini da una parte all'altra, e poi insomma magari ti spaventa questa idea. E in questo però, se vogliamo, c'è anche un po' il senso, cioè questo fatto poi di, che ne so, arrivare invece a Venezia e vedere Alex Connor che rimane, come dire, che chiede per pietà di rimanere altri 2 giorni perché non vuole andarsene, perché la portiamo sul fondaco dei tedeschi, oppure a Villa Roberti in piena Sacisica e vedono questa villa veneta meravigliosa. La verità, io questo l'ho capito ormai da un po', perché per mia fortuna i miei romanzi storici, tutti legati alla storia d'Italia, sono molto tradotti nel mondo, è che siamo affetti un po' da una sindrome bizzarra, per cui siamo i primi a darci addosso, a dire che siamo un branco di mafiosi, camorristi, eccetera. Il sogno dell'italiano è sempre quello di raccontare il marcio del proprio paese, questo lo dico da narratore, e è una cosa che mi ha sempre lasciato un po' così. È un po' come ridurre la Colombia, faccio sempre questo parallelismo, ai narcotrafficanti, senza ricordare magari che hanno avuto 2 personaggiucci come Botero e Marquez, no? Il problema è sempre quello: se tu non sai, spari cazzate. E invece, secondo me, ogni tanto bisognerebbe, come dire, informarsi e studiare. E allora quello che dico io è che lo studio della storia, che è alla base del romanzo storico, è un modo necessario, secondo me, per ricordare chi siamo e per smetterla di raccontare solo una certa Italia, anche perché tutto il mondo invece è innamorato del Rinascimento italiano, è innamorato del Settecento veneziano, ma insomma diciamo chiaramente anche italiano, dei Medici, di Dante, di Petrarca, di Leonardo da Vinci, e sembra che questi personaggi vengano da un altro pianeta, invece sono italiani. Ecco, io credo che il merito di un festival del romanzo storico, e comunque diciamo legato evidentemente al tema della storia, è proprio questo, cioè anche raccontare alle nuove generazioni che cosa è stato in grado, nonostante tutto, di produrre a livello storico, artistico, letterario, questo paese, che è amato da tutti nel mondo, tranne dagli italiani, che forse, secondo me, in modo abbastanza superficiale danno tutto questo per scontato. E invece io penso che l'importanza di un festival del romanzo storico è anche questo, il fatto di provare un senso di gratitudine per essere nati in Italia e non da un'altra parte, perché altrimenti Venezia, Roma, Firenze, Napoli, eccetera, per vedere dovresti prendere un aeroplano, mentre invece se sei italiano ce li hai sotto casa, o insomma magari ci vai in macchina con un treno, ecco. E questo fatto secondo me andrebbe sottolineato un po' di più. Il Festival Romanzo Storico va anche in questa direzione. E finisco
Finisco anch'io con una citazione, dopo quelle bellissime del sindaco. Paolo Mieli, lo ricordava Paola, ha detto di Croniche: è un festival che dà una scossa a tutto il paese in un momento in cui c'è bisogno di eventi che mettono al centro la cultura. Vi ricordiamo che dal 6 al 9 ci sarà l'8ª edizione a Piove di Sacco, e ringrazio Paola Ranzato, Davide Gianella, Matteo Struccul. Venite a Croniche. Grazie.